Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico dal comunale di Bagheria. Oggi si gioca la 18ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Oggi si affrontano Aspra e Fulgatore, due squadre che si ritrovano in fondo alla classifica. Fischia il direttore di gara, è iniziata adesso Fulgatore contro Aspra. Parte il 2003, va il cross, la palla arriva quasi in porta, ma Sisai con la sua smanacciata concede angolo. Pronto il classe 98 che alla fine lascia la battuta e arriva il vantaggio del Fulgatore. Si sblocca il risultato al comunale di Bagheria su calcio di punizione. Un gol importantissimo, quello Del Mongo. Tanto subito la palla per Nicosia che apre tutto da Terrasi. Calcio di rigore, ha subito la possibilità l'Aspra per rimettere in piedi la situazione. Parte l'ex Palermo e pareggia i conti per l'Aspra. Terzo gol in campionato per Raffaele Giglio e quindi cambia nuovamente il parziale al comunale di Bagheria. Prosegue l'azione dell'Aspra. Tarantino, il colpo di testa di Barbera che non gira abbastanza, finisce direttamente tra le braccia di Giacalone. In aria, era finito a terra un giocatore del Fulgatore, l'azione dell'Aspra può proseguire. Ancora Palazzo, entra in aria, ha provato un cross rasoterra e poi c'è una coordinazione in aria, la risposta pronta da parte di Giacalone ed è la prima occasione della partita di questo secondo tempo dell'Aspra. Coraggio rientra, va sul suo mancino, vince i primi due rimpalli, poi serve bene Messina in aria. La gioca subito Natella, così propone Gianna. Razak viene fuori a dialogare con i compagni, bellissima azione da parte del Fulgatore. Spano calcia, deve metterci la mano Sisai a coprire sul suo palo e a salvare l'Aspra, uno dei protagonisti della promozione in eccellenza dell'anno scorso. Tanto forse c'è stato un fallo di mano da parte di un giocatore del Fulgatore, l'aveva messa in mezzo Costantino. Ma col destro deve intervenire in grande stile Giacalone, ha fatto una parata almeno da un punto, quindi solita gara sporca. Tanto Fulgatore che si propone in avanti con Onowa che va al tiro, la blocca Sisai, alla fine fa tutto bene Giuffrida che verticalizza per Nicosia, visto Giglio, servito, avanza il 7, zona cross sul secondo palo dove c'era Sanyong, ma non ci è arrivato. Rimessa laterale Fulgatore e questa l'occasione più ghiotta per vincerla la partita in casa Aspra, vicino dallo scoccare. E arriva questo cross in aria, Spanò, si deve allungare Sisai e salva l'Aspra dalla beffa. L'Aspra continua a pressare, aggredisce in avanti e tiene alto il baricentro. E allora Piscopo, Sanyong, allarga il gioco, Terrasi, zona tiro, col destro Terrasi! In due tempi, Giacalone e anche l'Aspra è riuscita a costruirsi la sua opportunità per vincerla questa partita. Ma va Palazzo, col destro sul secondo palo, c'è stato un contatto in aria, ma l'azione prosegue. Tarantino, altro contatto in aria, calcio d'angolo. Va il cross sul secondo palo, libera il Fulgatore. Un po' di confusione dentro l'area, deve liberare Razak e arriva su questo rinvio il triplice fischio, risultato di 1-1 tra Aspra e Fulgatore.